Buon pomeriggio, io sono Giuseppe Parente e allenatore della Locomotive Trivignano. Ho 42 anni e sono un graduato dell'esercito italiano e ho due bambine, una di 14 e una di 9 anni. Mister, secondo il tuo parere, in campo amatoriale si riesce a motivare una squadra? Beh, diciamo che secondo me il campo amatoriale è uno dei veri sport sani che abbiamo, nel senso che è bellissimo perché sono tutte persone impegnate che quindi danno un po' della parte della giornata al calcio adesso, perché parliamo di calcio, e quindi è una cosa bellissima, al di là degli impegni lavorativi, è molto bello, come dicevo prima, molto sano come sport. In tutti i campi della vita e anche del lavoro, la gestione del gruppo comporta qualche difficoltà. Nel vostro caso, come riuscite a creare la famosa amalgama? L'amalgama in realtà la creano i ragazzi che da tanti anni si frequentano a livello sportivo, ma poi sostanzialmente tanti sono amici, quindi va da sé che l'amalgama si autocrea. Poi io da mister, calcolate che l'anno scorso ero un giocatore insieme a loro, quest'anno faccio il mister, che effettivamente è più difficile perché cambiare ruolo in una stessa famiglia non è facile, però sono ragazzi molto intelligenti e quindi l'amicizia, l'aggregazione, l'essere amatori è fondamentale, quindi le cose vengono da sé se uno non pretende più di tanto, diciamo, il giusto. Per lei conta di più l'applicazione del modulo o l'atteggiamento con cui si affrontano le gare? Beh, l'atteggiamento è fondamentale, dire modulo negli amatori è difficile per il fatto che comunque chi lavora, chi non lavora, quindi in realtà io da mister faccio la formazione in base ai ragazzi che ho. E poi insomma ho la fortuna di avere una bella rosa e quindi al di là di tutto è una bella squadra fondamentalmente. Se potesse avere un giocatore di un'altra squadra per fare un salto di qualità, chi vorrebbe? Ma noi siamo una bellissima squadra, quindi per invidia io non sono invidioso nella vita e quindi sta bene così. Per amicizia direi Rolli, il difensore dell'Uliarmicco, ma solo per amicizia. Quali sono gli errori della sua squadra che vorrebbe correggere? Gli atteggiamenti. Gli atteggiamenti secondo me sono fondamentali e infatti proprio negli spogliatoi, prima parlavo dell'atteggiamento che abbiamo avuto con Lumignacco, con tutto il rispetto, è stato un atteggiamento molto sbagliato, l'atteggiamento è fondamentale. Noi amatori viviamo della voglia, quindi se fossero 11 Gattuso, faccio l'esempio, saremmo una squadra dura da battere, questo sì.